candidative, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha annunciato l'arrivo del ministro Giuli mercoledì alla Biennale. Incontrerà con tutta probabilità il presidente Buttafuoco dopo le tensioni. È stato arrestato dai carabinieri di Marghera il 36enne di origine bengalese che la scorsa settimana aveva stuprato in casa una mamma di 17 anni. L'uomo era ospite della famiglia e aveva approfittato dell'assenza del marito. Arrestato 35enne marocchino dopo essere stato sorpreso a vendere dosi di cocaina a ridosso degli impianti sportivi di San Donà di Piave, il Svizzera, nella sua casa di Chiarano, dove sono state trovate auto, droga e 13.000 euro in contanti. Pesanti disagi in tutta la provincia per lo sciopero indetto da USB, ripercussioni sulla mobilità del centro storico di Venezia, oltre alla metà delle corse dei vaporetti interrotte, adesione al 60%. Marchio IGP per i prodotti non agroalimentari, il Veneto accelera sull'iter delle nuove identificazioni protette, porta in testa vetro di Murano e merletto di Burano. Il caso Una bomber a Ring, intervista esclusiva ad Ezio Zernari, il poliziotto accusato di aver manomesso la prova principe e condannato. Ho pagato solo io. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli, ma in primo piano come ogni lunedì il nostro sondaggio che riguarda la contestata gita a Trieste tra i migranti di 2 classi elementari di Marostica. Dunque noi vi chiediamo, bimbi in gita a conoscere i migranti, è giusto? Se volete rispondere di sì, 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no, 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque a Venezia, per appoggiare la candidatura a sindaco di Simone Venturini, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha annunciato l'arrivo del ministro Giuli mercoledì alla Biennale. Sul contributo d'accesso dice è la misura più giusta. La Biennale di Venezia è molto importante per l'economia di Venezia e quindi va salvaguardata. Io sono molto felice, credo che fra un paio di giorni, dopodomani, viene il ministro Giuli. So che c'è un bel dialogo, è ripreso il dialogo con Pietrangelo Buttafuoco. Io credo che loro abbiano la stessa identica visione, soltanto hanno la stessa meta, hanno lo stesso obiettivo, probabilmente con visioni diverse sui cammini da procedere che peraltro adesso hanno condiviso. A Venezia, per appoggiare la candidatura a sindaco di Simone Venturini, il ministro Mazzi ha dunque annunciato l'arrivo del collega Giuli alla Biennale, spegnendo le polemiche delle ultime settimane. Giuli infatti aveva disertato l'inaugurazione, un fatto quasi senza precedenti nella storia della Biennale dopo le divergenze legate al padiglione Russia. Mazzi ha commentato poi anche la questione di Beatrice Venezzi, con cui il Teatro La Fenice ha chiuso i rapporti dopo mesi di proteste da parte degli orchestrali. Ho trovato il comportamento dell'orchestra e del coro della Fenice di Venezia troppo violento nei confronti di questa giovane artista, di questa giovane donna che, tengo sempre a precisare, ha avuto un curriculum di studio nel più importante conservatorio italiano e si è diplomata con il massimo dei voti. Il ministro al turismo, nell'appoggiare Simone Venturini, ha evidenziato i punti di forza del contributo d'accesso. Io credo che il contributo d'accesso sia la misura più giusta, perché è quella che consente di garantire ai turisti internazionali di poter programmare una visita più sostenibile, un'esperienza più sicura sotto il profilo del benessere, perché altrimenti in una città come Venezia, che è una città soprattutto dei veneziani, è una città del Veneto, è una città dell'Italia, ma è una città del mondo, e quindi proprio per questo quale altro sistema c'è? Il contributo, ha evidenziato il candidato sindaco di centrodestra, può ancora essere migliorato, e questo non vale solo per il turismo. Sicuramente sul tema della sicurezza si deve continuare a investire, potenziare l'organico della polizia locale anche in chiave di monitoraggio del centro storico, della parte di Terraferma, Mestre e Marghera, un grande lavoro per far evolvere il contributo d'accesso per quanto riguarda appunto la maggior disincentivo nei confronti di un turismo escursionista, e anche per avere maggiori risorse con cui finanziare alcuni servizi per i veneziani, come il garage comunale da dedicare unicamente ai veneziani, e dall'altra parte a costruire un nuovo grande garage per posti auto nei pressi di Piazzale Roma e Scomenzera. Terzo, lavoro, portare qui il lavoro a valore aggiunto, come possiamo pensare al terziario avanzato nella parte storica, e un'industria solida a Porto Marghera.
Siamo alla cronaca, è stato portato in carcere il 36enne bengalese presunto responsabile dello stupro di una connazionale 17enne, mamma di un bimbo di pochi mesi. I carabinieri di Marghera, con i colleghi di Mestre, su delega della procura, hanno portato in carcere il 36enne bengalese presunto responsabile della violenza sessuale aggravata nei confronti di una connazionale 17enne, mamma di un bimbo di pochi mesi. Il provvedimento arriva dopo l'indagine scaturita dalla denuncia della ragazza lo scorso 10 maggio, quando si è presentata nella caserma di Marghera dicendo di essere stata violentata la sera prima dal coinquilino nell'abitazione dove lei viveva col marito, il figlio e altri connazionali. La vittima aveva riferito che il 36enne era entrato nella sua camera da letto dove lei stava giocando col bimbo con la scusa di riscuotere il pagamento delle spese domestiche e dopo essersi sincerato che il marito non fosse in casa l'aveva bloccata sul letto con la forza costringendola a un atto sessuale. Poco prima dello stupro, la 17enne aveva anche tentato di contattare telefonicamente il marito, ma il 36enne le aveva strappato il cellulare lanciandolo sotto il letto per impedirle di chiedere aiuto. Approfittando poi di un momento di distrazione, la ragazza è riuscita a scappare col piccolo e contattare il marito, che nel frattempo ha chiamato i carabinieri. Alla luce dei fatti commessi e per evitare la reiterazione del reato, il 36enne arrestato è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. È stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina all'acquirente. La polizia locale di San Donà di Piave ha arrestato un pusher che operava soprattutto attorno alle aree verdi del comune degli impianti sportivi. L'uomo è un cittadino marocchino di 35 anni residente a Chiarano. Gli agenti della locale hanno prima ricostruito i suoi giri e poi perquisito la casa con l'aiuto dell'unità cinofila, che ha rinvenuto 25 grammi di sostanza stupefacente già confezionati e pronti per essere vendute e l'ammontare di 13.000 euro in contanti. Il 35enne si trova ora nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. All'indomani dell'incendio scoppiato in un'azienda della zona industriale di Fossò, l'amministrazione, di concerto con ARPAV, rassicura la popolazione mentre si attende di capire che cosa sia accaduto. Che è tutto sotto controllo, che eravamo rimasti d'accordo con ARPAV di eventuali nuove comunicazioni da dare alla cittadinanza che non sono arrivate, quindi insomma la situazione è tranquilla. Attendiamo nei prossimi giorni i monitoraggi per capire quello che è successo. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco arrivati nella zona industriale di Fossò con squadre da Mira e Mestre, l'incendio divampato all'azienda Ichi in strada Nona è stato domato in poche ore. Trattandosi di un'azienda specializzata nel trattamento e nella gestione di rifiuti elettronici, il timore era che potesse esserci pericolo per gli abitanti, motivo per cui sindaco e vice sindaco avevano invitato la popolazione a chiudere le finestre, ma quel pericolo è stato scongiurato. Ora non resta che capire cosa sia accaduto domenica pomeriggio, quando uno dei cassoni esterni utilizzati per il deposito delle batterie esauste ha preso fuoco. Le operazioni di spegnimento ma anche di raffreddamento e la messa in sicurezza sono finite intorno alle 11:30 di ieri sera. Adesso il materiale che ha preso fuoco è sotto sequestro per le verifiche del caso, per valutare appunto di che natura è questo incendio, perché ci sono anche insomma forti dubbi sulla natura. Una dinamica che dovrà essere chiarita dagli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco e degli enti competenti, mentre l'azienda comunica che l'incendio ha interessato l'area di stoccaggio di pile e batterie portatili, precisando che i materiali, comprese le batterie al litio, erano conservati correttamente secondo le procedure di sicurezza previste. Pesanti disagi in tutta la provincia per lo sciopero dell'USB nel settore pubblico e privato, ripercussioni più importanti per la mobilità pubblica del centro storico di Venezia, oltre la metà delle corse dei vaporetti interrotte, adesione al 60%. Fermiamo oggi il Paese contro guerre, contro repressione, per un lavoro più dignitoso. La guerra è già qui e nei salari che non bastano più, nei bus che non passano, nelle scuole che cascano a pezzi, nell'affitto e nel pieno di benzina
che ogni mese pesano sempre di più alle famiglie. Sciopero e mobilitazione dell'Unione Sindacale di Base che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato e che ha interessato in particolare il trasporto pubblico locale, disagi che hanno avuto ripercussioni nel veneziano soprattutto sulla compagnia CTV. In Laguna il servizio Vaporetti ha viaggiato al minimo con numerose cancellazioni e collegamenti ridotti solo alle corse garantite. L'adesione allo sciopero da parte del personale della navigazione si è attestata infatti intorno al 60%, con oltre la metà delle corse previste dei vaporetti cancellate. Difficoltà maggiori per i collegamenti con le isole Murano, Burano, Lido e Pellestrina. Nelle prime ore della giornata si sono registrati affollamenti a Piazzale Roma, la Ferrovia e Rialto, con molti utenti costretti a cercare percorsi alternativi a piedi. Lo sciopero ha coinvolto anche la scuola, sanità e uffici pubblici. USB ha motivato la mobilitazione con proteste contro il riarmo, il caro vita e le politiche sul lavoro, chiedendo maggiori investimenti su salari, welfare e servizi pubblici. Le risorse pubbliche vengono spostate dai bisogni delle persone alle spese militari. Alle lavoratrici e lavoratori restano sacrifici, precariato, lavoro sempre più mal pagato. Vogliamo che queste risorse tornino ad essere reinvestite in salari dignitosi, in servizi pubblici, in pensioni, in sanità, in scuola pubblica, in ricerca. Siamo alla politica, è una lista civica, quella del candidato sindaco a Venezia Luigi Corò, ma che trae origine dalle file del partito del generale Roberto Vannacci. La sicurezza la priorità del programma di futuro per Venezia Mestre. Qualcuno si aspettava che noi facessimo banchetti, chissà cosa, ma per raccogliere 350 firme, se sei una realtà come la nostra, non è poi così difficile. Basta fare un giro di telefonate e trovarci per apporre le firme. Cioè, voglio dire, io capisco che ci sono liste che fanno fatica a raccogliere 350 firme. Capisco anche per il fatto che non riescono neppure ad avere i 36 candidati. Però non è il caso nostro. È sicuro Luigi Corò della sua squadra e della sua formazione per le imminenti amministrative, una candidatura partita dalle fila di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Corò rassicura che quella a suo sostegno è una lista civica. Nuova, ma che viene da lontano. Questa è una lista di persone che sono impegnate nel sociale da molto tempo. C'è chi come me ha avuto già esperienza amministrativa, sia come assessore che come consigliere comunale prima ancora, ma soprattutto come rappresentante dei sindaci all'interno dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Quindi io, su richiesta della base nostra, mi sono messo a disposizione, ma non solo io solo. Questa è una lista che può esprimere molto, è veramente il terzo polo, quel polo che ci si aspettava per cercare di ridare dignità a questa città, che ha visto contrapporsi varie, sia alla destra che alla sinistra, ma sono cambiati i suonatori, ma la musica è stata un po' sempre la stessa. Priorità nel programma, la sicurezza. C'è bisogno di passare dalle parole ai fatti. Ci sono gli strumenti che si possono attivare, che consentono, come ad esempio le telecamere, il riconoscimento facciale, di individuare il delinquente prima ancora che si attivi. Questo vale per gli spacciatori, ma pure per i borseggiatori. Una stoccata all'immobilismo delle precedenti amministrazioni sul tema della sicurezza, quella di Corò, e la certezza che Futuro per Venezia Mestre potrà rappresentare una fetta di cittadini in Consiglio Comunale. Noi siamo qui per offrire la nostra esperienza, la nostra capacità per dare un futuro a Venezia Mestre. Marchio IGP per i prodotti non agroalimentari. Il Veneto accelera sull'iter delle nuove identificazioni protette e porta in testa vetro di Murano e merletto di Burano. Marchio IGP anche per i prodotti artigianali e non solo agroalimentari. Accelera il Veneto sull'iter delle nuove indicazioni geografiche protette e porta in testa il vetro di Murano e il merletto di Burano. Prime domande italiane pubblicate sul bollettino ufficiale. Un marchio che aiuterebbe a proteggere e valorizzare il sapere artigiano e legare il prodotto al territorio. Per vetro e merletto possibile riconoscimento già entro fine anno. Sono le prime accettate a livello nazionale e a livello regionale. Dal 12 maggio
maggio scattano 2 mesi per eventuali opposizioni, poi si chiude la partita nazionale e aspettiamo l'approvazione da parte europea, che speriamo sia veloce. Sapere che la competitività e quindi il valore aggiunto si crea legando appunto prodotti di qualità e sicuri, perché non è un dettaglio, al territorio di origine è un motivo per aumentare non solo il valore aggiunto ma anche il valore di quei territori e di quei prodotti. Un'indicazione che andrebbe a tutelare da un lato i maestri artigiani, dall'altro gli acquirenti, proteggendo loro e i prodotti da contraffazioni e truffe. Un percorso lungo anni che trova con il 2026 una luce. Era logico che partisse da Burano e da Murano, era logico che partisse da Venezia, ma questo non significa che ci fermiamo qua. Non è un caso infatti che si sia partiti da Vetro e Merletto, 2 in tutta Italia i maestri merlettisti, Massimiliano Zani e sua madre, un sapere che sta passando ora alla figlia, ma che non basta a tutelare il patrimonio storico, artigianale e artistico del Merletto. L'IGP rappresenterebbe un modo per rilanciare la tradizione. È un modo per far rinascere una tradizione, perché ormai chi ha in mano il sapere, l'età media è molto molto alta. Bisogna trovare il modo di invogliare le nuove generazioni ad approcciarsi a questo. Ad ora sono 15 le domande di registrazione IGP artigianali e industriali depositate sul portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Di queste 6 hanno già superato la verifica di conformità. La Regione Veneto è stata la più rapida nell'iter istruttorio. Abbiamo tutta la ceramica, ad esempio, tutto il settore di Nove. Abbiamo il ferro, ci sono in alcune aree nostre del Veneto, anche il legno. L'artigianato non ha nessuno che protegga il vero valore e quindi il valore di essere prodotto unico nel mondo. Questo penso che sia il primo passo in avanti. Michela, dopo la morte di suo figlio Edoardo Segato, che si è tolto la vita a soli 24 anni, ha scritto un libro ed ha fondato un'associazione con l'obiettivo di aiutare e donare speranza e alle persone in difficoltà. Si può rinascere, abbiamo secondo me 2 scelte nella vita: o sprofondare, farsi inghiottire dal dolore, il dolore è forte e ti può inghiottire, ti mangia, ti consuma, o scegli la strada dell'amore. E mamma Michela ha scelto la strada dell'amore, quell'amore incondizionato che ha avuto, che ha e che avrà per sempre per il suo Edoardo, 24enne di Stra, che lo scorso ottobre ha deciso di togliersi la vita. Dal dolore più profondo Michela, assieme alle figlie Nicola e Carlotta, che assieme ad Edoardo formano i 3 moschettieri, come Michela ama chiamare i suoi 3 figli, ha trovato la forza di rialzarsi e trasformare tutta la sofferenza in aiuto verso il prossimo. Su consiglio proprio del mio psicologo ho cominciato a tenere un diario giornaliero di quello che mi capitava. Da questo diario lui l'ha letto e mi ha detto: dovresti farne un libro perché è un urlo che squarcia il silenzio. Buen cammino Edo, vuela alto. Questo è il titolo del libro che verrà presentato il prossimo 8 giugno alle 20:30 a Villa Loredan di Stra. Il titolo è venuto perché io e Edoardo ad agosto del 2025 abbiamo fatto il cammino di Santiago de Compostela. Era un sogno che abbiamo realizzato, era da bambino che sognava di fare questo e sognavamo di farlo insieme. Visto che adesso lui sta facendo un nuovo cammino e io ho cominciato un nuovo cammino dalla morte di Edo, con la mia editor avevamo proprio pensato di chiamarlo così. Dalla necessità di aiutare il prossimo, mamma Michela ha deciso di fondare anche l'associazione Ello Papageno, che si occuperà in primis dei genitori che soffrono per il lutto della perdita di un figlio per suicidio, ma anche di tutti quei ragazzi che si trovano in un momento fragile della loro vita. C'è anche il famoso effetto Papageno, che nasce appunto dall'opera di Mozart, Il flauto magico, quando Papageno, per la disperazione che si è lasciato con la fidanzata, viene salvato da 3 amici. L'effetto Papageno è volto a ridurre l'effetto suicidio. Quindi noi stiamo strutturando un'associazione che abbia questo effetto per parlare con i ragazzi. Faremo degli spettacoli peer to peer, quindi fatti da altri ragazzi sopravvissuti, che andranno a parlare con i ragazzi. Poi ci saranno dei professionisti messi a disposizione per chi
ha voglia di ascoltare. E proprio grazie alla strada dell'amore che mamma Michela ha scelto di intraprendere, quei luminosi occhi verdi e quel sorriso contagioso continueranno a vivere donando speranza a chi magari l'ha persa del tutto, con il cuore teso sempre verso il suo Edo. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.